Con l'arrivo del 4 e sino al prossimo 17 maggio cambiano le regole, ma in Sicilia rispetto al resto d'Italia ed alle normative imposte dal governo centrale si ha qualche licenza in più. Vediamo. Intanto la regola generale prevede che per andare al lavoro o a fare una passeggiata non è più necessaria l'autocertificazione e questa è la novità più importante contenuta nei chiarimenti forniti dal governo sugli spostamenti consentiti da quando si è entrati nella fase 2 dell'emergenza da coronavirus. Inoltre si è fatta chiarezza sulla lista dei congiunti ai quali si potrà fare visita. La lista fornita da Palazzo Chigi comprende coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, persone legate da uno stabile legame affettivo, parenti fino al sesto grado, come per esempio i figli dei cugini tra di loro, e gli affini fino al quarto grado, come per esempio i cugini del coniuge. Nella lista non sono stati compresi gli amici, perché, come chiarito da una nota del governo, non possono rientrare negli affetti stabili. Riepilogando, rimangono quindi quattro i motivi di uscita: lavoro, urgenze, visita ai parenti, stato di necessità. Vengono consentiti gli spostamenti solamente all'interno della regione di residenza. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro, come tesserini o qualcosa di simile, idonea a dimostrare la condizione dichiarata. Dunque in questi casi non bisogna compilare il modulo, anche se rimane la possibilità per le forze dell'ordine di effettuare riscontro a quanto dichiarato dal cittadino. Sono consentiti nell'ambito del territorio della regione siciliana gli spostamenti per il trasferimento stagionale nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi. Sono autorizzate invece, previa comunicazione al prefetto, le attività di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub, bar, solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Sono riaperti i cimiteri, compresi 4 della città di Agrigento, e cioè Bonamorone, Pianogatta, Montaperto e Giardina Gallotti, dalle ore 7 alle 14 e dalle 15 alle 18, mentre domenica e festivi rimarranno chiusi. Ma ci sono delle ristrettezze. Solo 60 persone a turno disciplinati all'ingresso per il cimitero di Bonamorone hanno diritto a fare visita ai propri cari per un tempo massimo di 30 minuti. Per il cimitero di Pianogatta solamente per 20 persone, per quelli di Montaperto e Giardina 2. È consentito l'ingresso per le visite di massimo 2 componenti per famiglia. Resta d'obbligo l'uso delle mascherine e dei guanti e la distanza personale di 1 metro. Infine sì alla riapertura delle toilettature per gli animali, ma con estrema attenzione. Il padrone potrà accompagnare l'amico a quattro zampe solo su appuntamento, lasciarlo nella struttura e riprenderlo appena pronto, evitando qualsiasi tipo di situazione superflua. Anche le toilettature dovranno seguire determinate regole. Il personale dovrà essere munito di dispositivi di protezione individuale e dovrà garantire il distanziamento sociale.